Ed eccoci dentro la villa, che magnificenza. Dominio di Bagnoli, è il nome della villa. Dominio di Bagnoli è il nome della villa del comprensorio. È sempre stato fin dall'inizio il dominio di Bagnoli. Abbiamo tracce storiche prima dell'anno 1000. Nel 950 ci sono già delle tracce documentali dell'esistenza di una proprietà chiamata Dominio di Bagnoli. A cavallo della metà del 600 il comprensorio è stato ceduto alla Repubblica Serenissima di Venezia, che l'ha venduto alla famiglia Wittmann. Personaggio rilevante della famiglia Wittmann era Ludovico, amico del Goldoni, che veniva qua l'estate e passava le sue vacanze. Invitava il Goldoni che per sdebitarsi dell'ospitalità ricevuta qui scriveva delle commedie. E in questa villa Goldoni faceva le prove. Mio marito viello mai da ella. Se la fosse una donna prudente, la me lo dirave. Che lo dirò. Che lo dirò anche per levarghe i pulsei de testa. Che bello, che brave, grazie. Cosa si prova a recitare in un posto così? Oh, è fantastico. È una grande emozione. Vere attrici. Ma c'è anche posto per i comuni mortali turisti, nella dépendance. Il vigneto, l'allevamento, ovviamente la terra e i servizi al turismo. Noi abbiamo degli appartamenti, trafatto 3 appartamenti con delle camere per i turisti che si affacciano da una parte verso la villa, quindi verso la parte più storica, più monumentale, dall'altra parte verso il Brolo e quindi verso la parte agricola. Di qua si vede proprio la struttura della villa veneta, della villa diciamo padronale agricola, giusto? Questa qui è la struttura tipica delle ville venete, dove hai la villa, hai il giardino termina dove c'è quel muro e dove c'è il cancello grande, poi dietro hai tutta una parte che è una via di mezzo fra il giardino e la parte puramente agricola dell'azienda. È chiamato il Brolo. Che spettacolo, è una vera scenografia. Che si affaccia su una tenuta enorme di 600 ettari, dove c'è addirittura un piccolo aeroporto. Come nelle faziende sudamericane enormi, per capire come sono fatte, per vederle bisogna girarle in aeroplano. Assolutamente sì. Allora, dall'alto vedrete tutto, vedrete i campi, vedrete le stalle, vedrete il biogas, vedrete la villa, vedrete i vigneti, tutto quello che vi serve vedere. Bene, allora decolliamo con Andrea. Per una villa storica anche l'aeroplano è storico. È del 1948, per cui si abbina perfettamente con il contesto. Sì, questo mi preoccupa un po' di più, nel senso la villa storica è bellissima. L'aereo storico, storico però insomma È è... del 1948, ma è come se fosse nato ieri perché è stato perfettamente restaurato e quindi è un piccolo gioiello. Quante ore di volo hai tu, scusa? 600. Sono tante, no? Sì, abbastanza. Va bene. Abbastanza, esatto. Ma porta uno come me? Sì, adesso con le gambe. Adesso con le gambe. Ecco cosa ho fatto qua. Niente. Ma scusa Ale, hai doppi comandi? Sì. Non contare su di me però se c'è qualcosa che non va, Eccola, i vigneti e i campi. E la centrale di produzione dell'energia. La villa è inserita nell'abitato di Bagnoli di Sopra, di cui è stato il nucleo fondante. E per molti anni la maggioranza della gente ha lavorato per l'azienda agricola. Dominio Bagnoli rappresenta quindi il perfetto esempio di villa veneta, oggi come 500 anni fa. Una residenza nobile che economicamente si basa sull'agricoltura, aperta ai viandanti che magari una volta erano artisti e oggi sono turisti.